Agrigento al mattino di oggi nella sala conferenze della Camera di Commercio è stato presentato il saggio Connessioni di Salvatore Pezzino. Con questo testo io provo a innescare un dibattito che possa coinvolgere i protagonisti del territorio per vedere come organizzare la speranza di questa comunità. Connessioni, il titolo che ho scelto per questo saggio, è metafora oggi diciamo della complessità, della velocità con cui si muovono le cose al giorno d'oggi. Però è anche un'opportunità per creare legami che travalicano anche confini di natura geografica e culturale. Con questo tentativo di mettere attorno a un tavolo le persone che hanno a cuore questa città, proprio in vista dell'appuntamento importante di un altro anno, quando Agrigento sarà capitale della cultura, voglio fare in modo che si possa riflettere su questa provocazione che io lancio, cioè Agrigento può diventare terra delle opportunità, ma in che modo? A certe condizioni. Per realizzare queste condizioni ci vuole naturalmente il concorso di tutti. Ecco, Connessione mi fa ricordare anche la modalità scelta dagli organizzatori, da coloro i quali sono riusciti a fare accreditare il progetto per vincere il titolo di Capitale della Cultura, che hanno puntato pure su queste connessioni, quindi mettendo attorno al capoluogo altri comuni della provincia, mettendo assieme anche Lampedusa. Ecco, il capitale relazionale oggi è un asset importante per organizzare la speranza del territorio e per costruire percorsi di sviluppo. Intanto apprezzo l'impegno e lo sforzo fatto da Totò Pezzino e mi auguro che sia davvero di stimolo per connettere la città con questa scelta del governo di indicarla come capitale della cultura. Certo, se dovessi ragionare sui fatti attuali ho qualche perplessità, qualche dubbio, perché fino ad ora non riesco a vedere una connessione reale tra chi dovrebbe organizzare gli eventi di Capitale della Cultura e le strutture culturali, la città di Agrigento. Noi siamo una delle istituzioni culturali più antiche della Sicilia, seppure recenti nella realtà agrigentina, e in pochi mesi abbiamo fatto una quantità di iniziative notevolissime. Non soffro di carenza d'affetto, non sono mai stato coinvolto o chiamato per dare un'opinione, quale che sia, naturalmente anche la più banale, nella organizzazione, nella messa a terra, come ama dirsi, dell'evento. Speriamo che non sia un'occasione perduta. Il libro Connessione io lo qualifico come un sogno. La speranza che gli attori di questa provincia riescano a lavorare in sinergia e congiuntamente per ottenere un risultato. Il risultato è quello di dare una svolta a questa provincia e a questa città che nelle classifiche generali occupano sempre l'ultimo posto, sia in termini economici, sia in termini di servizi sociali, sia in termini di popolazione. Ripeto, è un sogno o è una realtà? Dipende dagli attori che sono chiamati in causa. Spetta a loro, forze politiche, forze economiche, società civile, agire in sinergia per ottenere il risultato che Salvatore Pezzino nel suo libro auspica. Fa un'analisi importante sugli attori, sulle condizioni delle ricadute, sulle innovazioni tecnologiche, sui giovani, sull'università, sulle prospettive economiche. Per cui va ringraziato doppiamente. Primo per aver proprio lanciato questo grande messaggio, è un quasi richiamo a tutti quanti a non sottovalutare questa grande opportunità. L'altro è personale, mi ha anche citato nella prefazione, per cui dico l'apprezzamento che faccio a Salvo. Ma è un testo, credetemi, che veramente va letto, va sciroppato, come si suol dire, anche perché è molto breve, ma è pieno di suggestioni, è pieno di incipit, dà delle indicazioni e modi di riflettere interessanti proprio per il grande evento che ci accingiamo a sostanzialmente vivere.